tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. La vita è la bella canzone di questi due grandi del passato. L'abbiamo dedicata a chi quest'oggi è rimasto basito dallo sciopero. Uno sciopero che nessuno conosceva, ma non è stato a sorpresa. L'avevamo annunciato, io l'ho ripetuto anche più volte questa mattina. Lo sciopero dei mezzi pubblici e dei treni. In parecchi, compreso il nostro Caprini, che arriverà solo con la voce a mezzogiorno a quanto pare, ma anche le due ospiti che dovremmo avere in studio tra una mezz'oretta, le due fotomodelle, sono rimaste come c'è sciopero. Ogni città ha le sue fasce di garanzia, ha i suoi orari, ma le fasce di garanzia per fortuna ci sono. Fatto sta comunque che in molti sono rimasti basiti. È la vita è bella, ma lo sciopero del venerdì, dovete ricordarvi che giorno è oggi, venerdì, e cosa succede? Perché non accadeva da una settimana, no, era di più, da 15 giorni che non c'era sciopero il venerdì, per quello siete rimasti. Signori, ancora buon mattino, Sammy Varin certamente, seconda parte della nostra controinformazione, grazie a Simone che ci manda in onda anche questa mattina. Tra pochissimo avremo il Qui Parlamento con Giorgia Andreuzza, poi la canzone indipendente, oggi facciamo del buon rock bello duro, perché poi arriva Chiara Soldani che ci fa bloccare su tutti i social con le sue cronache Maranza. Alle 11.30, come vi dicevo, ci collegheremo, avremo in studio, dipende appunto sciopero permettendo, con due modelle che trasmettono messaggi. Donne per le donne, così si chiama il progetto di Indira Acosta, con Roberta Tetto che ci parlerà del suo movimento culturale, ma soprattutto, signori, è come vi dicevo la nostra controinformazione che parte dal mistero dei droni. Mistero dei droni, i droni sugli aeroporti europei, tutti questi droni che svolazzano, che cacchio vogliono? Perché non vengono fermati? Chi c'è dietro? Se lo chiede, ma non lo sa neanche lei, il quotidiano La Repubblica. Poi Milano invece, il Corriere della Sera, si preoccupa delle pensioni, o meglio dei giovani che andranno mai in pensione? Questo è terrorismo psicologico. C'è uno che apre il sito del Corriere e dice no, santa polenta. E poi la brutta cronaca: c'è stata un'esplosione in una palazzina a Rivarolo Canavese in provincia di Torino, 2 feriti, 1 è grave. Ci fermiamo, ci colleghiamo con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Torniamo su un tema che rappresenta sicuramente uno dei temi sensibili per cittadini e imprese: il funzionamento del settore assicurativo, in particolare l'andamento dei premi e la tutela dei consumatori. Le assicurazioni infatti sono una sorta di protezione per i cittadini e le imprese, ma è pur vero che per molti anni hanno rappresentato anche un campo dove il cittadino si è sentito spesso facilmente disorientato. Va riconosciuto però che con questo governo, nel corso degli ultimi anni, e con il Parlamento e il governo, siano state avviate una stagione riformatrice importante su questo fronte, e lo abbiamo fatto con un obiettivo molto chiaro: rafforzare la concorrenza, tutelare gli utenti, rendere il sistema più trasparente ed efficiente e garantendo equilibrio tra sostenibilità dei costi per i cittadini e la stabilità del mercato assicurativo. Permettetemi di ricordare alcuni passaggi fondamentali che abbiamo inserito nella mozione di maggioranza proprio per ricordare quanto è stato fatto. Abbiamo finalmente introdotto la tabella unica nazionale dei risarcimenti per le invalidità dal 10 al 100%, che era attesa da anni. Si tratta di una misura che assicura equità e uniformità sul territorio nazionale, tutela le vittime dei sinistri e contribuisce a razionalizzare i costi del sistema a beneficio di tutti, consumatori in primis. Abbiamo dimostrato poi di saper completare le riforme storiche, proprio superando disomogeneità che per troppi anni hanno generato incertezze e soprattutto contenziosi.
Un altro passo decisivo è stata l'istituzione dell'arbitro assicurativo, operativo dal gennaio 2026. È uno strumento che completa il sistema stragiudiziale al fianco dell'arbitro bancario finanziario. Si tratta di una risposta concreta per i cittadini che chiedono che ci sia una giustizia rapida, semplice, accessibile, senza dover affrontare delle lungaggini giudiziarie. Sul piano della concorrenza ricordo che la legge annuale per la concorrenza del 2023 sono stati introdotti meccanismi innovativi a tutela degli assicurati, come la portabilità dei dati delle scatole nere, l'eliminazione di penali e vincoli alla disinstallazione e la compensazione economica per i dati generati dai dispositivi, strumenti che aumentano la libertà di scelta e stimolano un vero e proprio mercato competitivo. Poi abbiamo lavorato anche sul fronte della lotta alle frodi, perché tutelare la trasparenza significa proteggere i cittadini onesti e garantire premi più equi. L'istituzione di una banca dati che anche per le assicurazioni non obbligatorie rappresenta sicuramente un passo avanti. Abbiamo inserito poi l'introduzione di polizze obbligatorie contro le calamità naturali. Per la prima volta abbiamo introdotto un obbligo di copertura per le imprese, consapevoli che stiamo affrontando un momento storico che vede aumentare le calamità naturali e va protetto il sistema produttivo del Paese, i territori e le comunità da eventi negativi, che hanno impatti negativi. È una scelta di responsabilità nazionale, moderna e in linea con quanto avviene nelle economie più avanzate. Sul fronte dell'RC auto il governo ha attivato tavoli con la commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi presso il Mimit e si è attivato un gruppo di lavoro interistituzionale in materia assicurativa con l'obiettivo di vagliare una serie di proposte provenienti dalle associazioni di settore. Siamo sicuramente di fronte a dinamiche inflattive che hanno colpito tutta Europa e oggi i dati confermano che in Italia l'aumento è sicuramente più contenuto rispetto ad altri paesi europei. Questo non vuol dire che possiamo abbassare la guardia. I cittadini hanno diritto ad avere premi sostenibili, proporzionati e trasparenti e noi abbiamo il dovere di vigilare, monitorare e intervenire. La mozione che abbiamo presentato va in questa direzione, sostanzialmente chiede queste cose al governo, cioè di continuare a rafforzare il contrasto alle frodi assicurative, anche con iniziative normative, a rafforzare il contrasto all'elusione dell'obbligo assicurativo, purtroppo ancora troppo esistente nel nostro territorio, ad adottare iniziative volte a rendere più efficiente il sistema del forfait del risarcimento diretto dei sinistri, questo a beneficio di consumatori e imprese, e adottare iniziative a tutela dei consumatori nella piena trasparenza della concorrenza del mercato, anche attraverso il potenziamento dello strumento di prevenzione pubblica Preventivas. Monitorare l'andamento dei prezzi in relazione alle riforme introdotte, anche perché la trasparenza è la prima garanzia per famiglie e imprese. Poi ricordo che esiste un fenomeno ancora persistente che è la circolazione in Italia di un numero elevato di veicoli con targhe straniere. Crediamo che debba essere adottata ogni iniziativa utile anche di carattere normativo per arginare il fenomeno dell'utilizzo di veicoli con targhe estere registrate in paesi dell'UE come per esempio Polonia, Bulgaria, al solo scopo di aggirare i costi e le procedure burocratiche italiane, e questo con grave danno alla nostra economia e alla sicurezza dei nostri cittadini. Quelle che abbiamo presentato sono impegni ragionevoli, coerenti, orientati alla tutela del cittadino, al consolidamento delle forme già realizzate. Ribadiamo che il mercato assicurativo è un settore importantissimo, è un pilastro della vita economica e sociale, tutela le famiglie, imprese, patrimonio, lavoro, e per questo l'attenzione del Governo e del Parlamento sarà sicuramente sempre alta. Vedete colleghi, in questa materia si riesce a coniugare, se in questa materia riusciamo a coniugare la libertà economica, concorrenza, innovazione, protezione dei consumatori, si rafforza sicuramente anche la fiducia nel sistema Paese. Questa è la direzione che continueremo a seguire. L'Italia si sta dotando di un sistema assicurativo sicuramente più moderno, equo e trasparente. Continuiamo in questa strada con senso di responsabilità e con l'obiettivo sempre di dare risposte ai nostri cittadini. Per tutti questi motivi noi come gruppo Lega approveremo ovviamente la mozione di maggioranza. Qui Parlamento. Ciao ragazzacci di Radio Libertà.
Sono Marco, il cantante dei 3 O'Clock, e da oggi potete ascoltare su queste frequenze il nostro ultimo singolo, New Religion. Mi raccomando, stay rock, stay 3 O'Clock. Voices connecting to break, cowards play the game, laugh and cry until you die. No mercy, no discount. Welcome to the business of shame. Lies, abuse, pain are the rules. Lust and pleasure, the cornerstones. The promised land is here. It's a new religion, connected to oblivion, deceiving your senses. That's all you see. It's a new religion, connected to oblivion, deceiving your senses. That's all you want. We take the charm of clickbait, like sheep to the gallows. Inside the lies, outside the truth. The last temptation, so blind. It's a new religion, connected to oblivion, deceiving your senses. That's all you seek. It's a new religion, connected to oblivion, deceiving your senses. That's all you want. That's all you want. Believe in what you see. Believe in what you hear. Believe, believe, believe. That's all you said. It's a new religion, connected to oblivion, deceiving your senses. That's all you want. That's all you want. That's all you want.
A sussurrarlo non ti caga più nessuno e allora urliamolo, è un atto di accusa feroce contro la dipendenza digitale, l'adorazione del nulla, un inganno collettivo che promette piacere, connessione, ma lascia soltanto isolamento e vuoto. Si chiamano Free O'Clock, questa sera a Monte Cosaro Scalo in provincia di Macerata. New Religion è la nuova canzone che esce proprio quest'oggi su tutte le radio, almeno speriamo. I nuovi idoli sono negli schermi del telefonino, quelli che ci ipnotizzano ogni giorno. Signori, bisogna cercarli su YouTube. 3 O'Clock New Religion. Con il buon mattino rinnovato, signori, in mezzo a questa valle di lacrime ci mancava la cronaca Maranza di Chiara Soldani. Ciao Sammy, ben trovato e come sempre un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. E naturalmente soprattutto... Sì, ci ascoltano Sammy, censure permettendo, è chiaro. Stavo dicendo appunto un saluto, nel senso che quando arriva Chiara Soldani non ci sentono più su YouTube e Facebook. Non spaventatevi se tra poco si ammutolisce tutto quanto in diretta, ma è Chiara Soldani che dice cose che non piacciono ai social e che parlerà di Gotham City. Altro che Gotham City, magari Milano è qualcosa di persino peggio. Signore e signori, la cronaca Maranza e anche dei diversamente sani, perché adesso sono messi anche loro, per Chiara Soldani. A te. Grazie Sammy, in realtà della Milano pericolosa noi parliamo da circa 3 anni, mi ricordo più o meno, anno più, anno meno, comunque è già da un po' di tempo che denunciamo i pericoli reali, oggettivi che poi la cronaca ci restituisce, perché molto spesso si parla di percezione dell'insicurezza e come diceva giustamente ieri il direttore Cerno è un insulto nei confronti dei cittadini e delle persone che in realtà non si inventano questa percezione di pericolo, ma si basano realmente su quello che vedono ogni giorno, quello che vediamo costantemente in metropolitana, nelle stazioni, semplicemente in giro per la città, anche nelle zone più centrali. Torniamo quindi a parlare di Milano ancora una volta e parliamo un po' di questa settimana che è stata particolarmente violenta. Diciamo non è una novità purtroppo, riportiamo sempre una cronaca estremamente amara. Si è parlato giustamente tantissimo della manager accoltellata, grazie a Dio non è in pericolo di vita, ma ha rischiato realmente di perderla la vita, accoltellata, dicevo, lunedì scorso alle 9 del mattino nel cuore di Milano. Si parla tanto di grattacieli, il mito di Milano, la città avveniristica che è già proiettata nel futuro. Beh, insomma, poi alla fine la realtà è leggermente diversa, soprattutto per noi che la viviamo e quindi ci confrontiamo costantemente con la realtà oggettiva e non con la narrazione che molto spesso ci viene propinata. Gaia Aulenti, accoltellata appunto da un disagiato mentale con precedenti peraltro, quindi in questo caso noi ci chiediamo veramente anche le comunità di recupero che dovrebbero monitorare questi personaggi e anche i giudici che poi in questo caso avevano stabilito che il soggetto in questione non rappresentasse un pericolo sociale. Meno male, aveva già accoltellato altre persone e in passato si era già macchiato di reati gravissimi sulla persona, aperta e chiusa parentesi. Ma a Milano è successo anche altro, Sammy, perché nell'arco di soltanto 24 ore, il martedì, quindi il giorno esattamente successivo all'accoltellamento della manager, cosa è successo? In una fermata che noi conosciamo, la metro gialla, la linea gialla che ci porta poi direttamente alla radio, fermata a San Donato, un ragazzo 19enne di origine sudamericana senza motivo viene accoltellato da 2 uomini che riescono a mettersi in fuga e lo accoltellano tra il collo e il volto. Motivo non si sa, è tutto misterioso, colpito a caso esattamente come era stata colpita a caso la donna accoltellata lunedì in Gaia Aulenti, e quindi riportiamo ancora una volta il pericolo in metropolitana, ma non soltanto, centro-periferia ormai
è un unicum, non stiamo più parlando di zone pericolose e zone più tranquille. Purtroppo Milano è diventata pericolosa a 360 gradi e in ogni suo angolo. Il ragazzo è stato poi soccorso a San Raffaele, fortunatamente non ci sono state lesioni particolarmente profonde, però parliamo di un episodio estremamente grave. Non soltanto Milano, ma anche direzione Milano, perché c'è stato un altro episodio di molestia ai danni di una ragazza 26enne sul treno nella stazione di Carnate, appunto direzione Milano. La ragazza ha registrato tutto con un video, quindi col telefono è riuscita prontamente anche ad avere una reazione, qualcosa che ci ricorda l'episodio estremamente grave, funesto in realtà, della ragazza Irina, la ragazza di origine ucraina che era stata appunto accoltellata in North Carolina. Poteva essere purtroppo la stessa identica storia, con un cambio di interpreti, ma con delle dinamiche praticamente identiche. La ragazza è stata inizialmente molestata da questo soggetto di origine africana, lo ribadiamo non per un discorso di razzismo, ma perché appunto la cronaca questa di questo trattasi. Personaggio peraltro che era già stato segnalato diverse volte, perché si era già reso protagonista di questi episodi estremamente spiacevoli anche di stalking a danni sempre ovviamente di giovani donne. Il responsabile è stato fortunatamente riconosciuto, proseguono ovviamente le indagini, ma cosa succede? Succede che la ragazza ha reagito utilizzando anche lo spray al peperoncino, ormai deve diventare fisso nelle nostre borsette, e questo energumeno le ha anche detto io ti uccido, quindi non oso neanche immaginare il terrore che abbia potuto provare. Ovviamente nessuno ha alzato un dito e nessuno ha cercato di soccorrerla, quindi questo è altrettanto grave perché ci riporta proprio un clima di terrore anche nei confronti proprio della difesa delle vittime, perché evidentemente, non sapendo poi se questi personaggi siano o meno armati, le persone hanno anche paura, ma questo chiaramente non giustifica la loro indifferenza nei confronti di questi episodi, e questo è accaduto lunedì, quindi diciamo che è stata una settimana purtroppo su questo fronte molto movimentata. Però parliamo, come giustamente dicevi, anche di dati oggettivi, nel senso che non stiamo facendo un discorso politico riguardo Milano. Stiamo riportando semplicemente i dati anche del Viminale, che parlano appunto di Milano come prima in classifica, una classifica veramente poco piacevole per quanto riguarda i delitti denunciati e chiaramente la criminalità che viene registrata nel capoluogo lombardo. Cresce anche la microcriminalità di strada, quello che praticamente abbiamo detto, e anche secondo l'indice della criminalità del Sole 24 Ore, Milano è proprio in testa alla classifica per misura di denunce ogni 100.000 abitanti, quindi bisognerà poi valutare chiaramente anche l'impatto del decreto sicurezza. E siccome il nostro governo è sempre molto attento riguardo queste tematiche, speriamo davvero che questo decreto, che introduce oltretutto 14 nuovi reati, possa effettivamente fare un po' la differenza. Però purtroppo quello che si è accumulato nelle nostre città difficilmente riusciremo a smaltirlo. Adesso vediamo col discorso anche dei rimpatri come riusciremo a migliorare questa situazione. E infine, Sammy, parliamo sempre purtroppo di Maranza, baby gang. Quello che è successo nella notte di Halloween è di una gravità inaudita. Il ragazzo di Moncaglieri, disabile, che a 15 anni è stato anche violentato, preso di mira, vessazioni continue, e ha vissuto letteralmente una notte di terrore grazie per merito dei suoi, tra virgolette, amici, se così possiamo definirli, appartenenti comunque a una baby gang, effettivamente tra i 14 e i 16 anni, che lo hanno letteralmente seviziato. Ma questi ragazzi in realtà erano già noti perché avevano già creato delle diverse problematiche, quindi erano già stati ampiamente segnalati. Quindi questa emergenza ormai delle baby gang, della violenza nei confronti dei nostri ragazzi, non è più un'emergenza, ma è veramente un dato incontrovertibile e bisogna assolutamente agire. Come? Non lo so, ovviamente, perché tutto parte dalla famiglia, dall'esempio e dall'educazione, ma mi auguro che anche la giustizia, nonostante la giovanissima età di questi ragazzi, possa avere un pugno duro, perché certi comportamenti non possono essere minimamente giustificati. Assolutamente, ricordate cari ascoltatori che
Arriverà il referendum proprio sulla giustizia in primavera e quindi dovrete decidere se state con certa magistratura o se state con il governo e le leggi e le infrastrutture e i cambiamenti che sta portando avanti. Per il momento le cronache Maranza di Chiara Soldani si fermano qui, ma se volete proseguire ad ascoltarla potete andare sul sito leggifuoco.it o cercare la versione cartacea in edicola. Grazie Chiara Soldani, buon weekend. Grazie a te Sammy, buon weekend e un abbraccio a tutti, grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. È forte, la Chiara Soldani. CQ, ricominciate ad ascoltarci sui social. Santa polenta. Qualche appuntamento da non scordare targato Lega, ragazzi, e lo sapete, in Campania la battaglia è ancora aperta, non ci arrendiamo e le possibilità di vittoria ci sono e come. Cirielli è lui il candidato del centrodestra per le prossime elezioni in Campania e l'appuntamento è per dopodomani 9 novembre ore 11, Hotel Mediterraneo a Napoli. Si parla di sanità, lavoro, sicurezza. Il candidato presidente Cirielli ci sarà, ma con lui tanti appuntamenti del territorio, partendo da Durigon, che è vice segretario nazionale della Lega, ma c'è anche Zinzi, coordinatore regionale, il coordinatore provinciale Cantalamessa, parlamentare della Lega, e tanti personaggi locali che vi parleranno delle proposte della Lega, del centrodestra per le prossime elezioni e per governare soprattutto la regione Campania. Martedì prossimo 11 novembre, lo dico per un amico, perché ne ho più di uno che mi ascoltano da Napoli, all'Hotel Ramada di Napoli, martedì prossimo 11 novembre alle ore 18. Lo sapete chi arriva per fare il tifo per la Lega e per il centrodestra? Il generale Vannacci. Vannacci a Napoli, Hotel Ramada, via Galileo Ferraris 40, se avete parenti o amici è il caso di dirglielo, martedì prossimo 11 novembre alle ore 18. Torniamo al nord, torniamo a domani, sabato 8 novembre, perché alle 20 un incontro pubblico a Ghedi, in provincia di Brescia, con il grandissimo Riccardo Molinari. In municipio, sala consigliare, si parlerà di sicurezza e diritti. Ghedi, Brescia, domani, sabato 8 novembre, alle ore 20. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, già adesso ve lo diciamo, per sabato 29 novembre, Chiuduno, Bergamo, al Pala Settembre, la cena provinciale della Lega, da prendere al volo in via Martiri della Libertà per 25 euro, si mangia, si beve e ci sono tutti i rappresentanti del territorio. La cena provinciale della Lega, sabato 29 novembre, Pala Settembre a Chiuduno, via Martiri della Libertà. Oggi, venerdì 7 novembre, fino alle 13 in piazza Fusina Aselli, domenica 9 novembre, Corso Garibaldi, Corso Buenos Aires, Viale Gorizia, raccolta firme e tesseramento della Lega, ma soprattutto per firmare la Carta della Lombardia e tutte quelle priorità che vogliamo per la nostra Milano. Chiaramente il gazebo della Lega a Milano, ma un po' in tutta Italia. Il consiglio che vi do è: quando vedete un gazebo della Lega, avvicinatevi e fate le vostre proposte. Questa sera alle 20:45 la Lega vi fa ballare, balla con la caccia e l'agricoltura, un futuro da difendere. Questa sera alle 20:45 siamo alla discoteca Eden di Piubega, in provincia di Mantova, in via Perini, con Giovanni Malanchini, Silvia Sardone, Francesco Bruzzone, Alessandra Capellari, Andrea Dara. Questa sera, venerdì 7 novembre, ore 20:45, Eden Discoteche
più Bega in provincia di Mantova, in Viale Perini. Ultimissimo appuntamento, sì, lo so, è tardi come al solito, faccio sempre tardi. E cosa devo fare? Faccio sempre tardi. Ultimissimo appuntamento, ma potrei andare avanti fino a domani perché ce ne sono veramente tanti, non so da quale partire per dirvi l'ultimo. L'ultimo è questo: poteri speciali a Milano, la proposta di legge. Proprio domani alle ore 10 ci troviamo al Mercato Centrale di Milano in via San Martini 2 con il capogruppo della Lega in Senato, ma anche il segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo. Poteri speciali a Milano, altro che Roma. La proposta di legge, c'è Samuele Piscina, ma ci sono tanti rappresentanti della Lega e delle istituzioni, con Massimiliano Romeo, segretario della Lega Lombarda. 8 novembre, ore 10, Mercato Centrale, Milano. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso che il mondo ci invidia, chi dietro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 4408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre a gala. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Banana, banana, oh, oh. Take me for a night to somewhere. Show me all the times that I've been missing. Maybe I'm in over my head. Tell me who's the stranger you've been kissing. I might lose control. You're acting like I'm someone you don't know. Please just let this go. You don't listen, and I'm slipping. What's it take for you to walk away? Is there something that I need to say? Go ahead and tell me you can change. Maybe I'm just holding on. Baby, won't you show me a sign? Let me let you go. Banana, banana, oh, oh. Lose it in the heat of the night. Let me take control. Banana, banana, oh, oh. Tell me I'll be doing it right. Let me let you go. Banana, banana, oh, oh. Let me take control. Banana, banana, oh, oh. Give your body to the rhythm.
When you hear me say I love it, let me lose my inhibition. Maybe all this stands for something. Ooh, what's it take for you to walk away? Is there something that I need to say? Go ahead and tell me you can change. Maybe I'm just holding on. Maybe won't you show me a sign? Let me let you go. Na-na, na-na, oh, oh. Lose it in the heat of the night. Let me take control. Na-na, na-na, oh, oh. Tell me I'll be doing it right. Let me let you go. Na-na, na-na, oh, oh. Baby, won't you show me a sign? Let me take control. Na-na, na-na, oh, oh. Baby, won't you show me a sign? Let me let you go. Na-na, na-na, oh, oh. Lose it in the heat of the night. Let me take control. Na-na, na-na, oh, oh. Pompa, 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 il nuovo singolo del produttore milanese Roberto Ferrari. Sì, si fa chiamare Kami featuring Austin. Il pezzo intitolato Segna ci fa ballare come non mai, ragazzi. Energia pulsante, profondità emotiva, ma soprattutto, ragazzi, sveglia, sveglia, sveglia. Sono le 11:38. Come va nelle vostre case? Male, malissimo? No, se siete nelle vostre case va benissimo. Se siete in giro oggi un po' meno, perché ha preso di sorpresa molta gente lo sciopero di oggi, stop a mezzi pubblici e treni. In moltissimi non lo sapevano e si sono messi firulì firulà tranquillamente a disposizione dei mezzi pubblici, sapendo che prima o poi arrivano. Non tutti sono arrivati, anzi ben pochi sono arrivati a destinazione. Non sono ancora arrivate, ma non è detto che ci arrivino, le nostre due modelle, ragazzi, pezzi grossi della comunicazione. La prima si chiama Indira Costa. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno. Ehi là, passeggiano, arrivano, chi va piano va sano e va lontano e prima o poi arrivate, chi lo sa, a Radio Libertà. Speriamo, Sammy, siamo a piedi, guarda, questo sciopero ci ha stravolto la giornata. Me lo immagino. Però ce la faremo. Ma certo, e con te c'è anche un'altra rappresentante di una bella informazione che si può fare quando si vuole trasmettere concetti importanti. C'è Roberta Tetto. Ciao Roberta! Ciao a tutti, grazie di aspettarmi. Piacere di trovarti. Il progetto Nero su Bianco, ma soprattutto io l'ho chiamato albinismo blogger. Pronto? Ci sono. Ti sento, adesso manca il telefono che ci funziona, siamo veramente alpinismo blogger. Ci sono, tu mi senti? Niente, li abbiamo perso anche la comunicazione, capisci? C'è lo sciopero anche dei telefonini, questo mancava l'appello. Allora vediamo se riusciamo a ripristinare l'audio con le nostre due modelle che arrivano da molto lontano, no, mi pare dal Novarese, dall'Astigiano, eccetera. Il problema è, come vi dicevo, con lo sciopero niente, siamo ridotti all'osso. Anche lo stesso Francesco Caprini, la sua musica indipendente
indipendente da mezzogiorno alla 1, mi pare che la fa da un bar, da un tavolino di un bar quest'oggi, che è anche molto particolare, insomma, ci sta, sentendo gli avventori, quelli che passano, che girano. Perché? Perché il treno non c'è, la metropolitana men che meno, le fasce di garanzia, aspetta e spera, le abbiamo ritrovate. Ti abbiamo, Roberta? Poi andiamo magari un pochino in attimo. Eccoci, Roberta, ci siamo? Non lo so dove andare, tesoro, ti seguo. Io ti seguo. Non ci sentono. Pronto? Indira Costa, Roberta, ci sentite? Che strana sta cosa. Ma se finisce a mezzogiorno. Non sentono, niente da fare, gran peccato, aspettiamo, siamo assolutamente ottimisti di riuscire ad averle prima o poi. Prova a dirgli in preascolto magari che devono sentire dal viva voce, perché probabilmente non l'hanno attivato. Intanto i nostri ascoltatori gomblottisti approfittano e dicono: approfittare del casino che sta distruggendo l'Europa per uscirne il prima possibile. E questa è una meditazione sorprendente da parte dei nostri ascoltatori. Col cavolo, lo pensiamo da sempre, e non dico di essere come Rizzo, ci mancherebbe altro. Dici adesso fa il leghista della situazione Rizzo perché gli conviene. Beh, anche Sumaoro sta diventando leghista, e ragazzi, io lo vedrò tra poco scendere le scale, non arrivano le modelle, mi scende su Maoro, ci manca soltanto questo. Eppure in molti cominciano a capire che questa Europa piace sempre di meno. Intanto riproviamo con Indira Costa, ci sei? Eccoci, ci siamo. Eccole lì. Allora, io stavo dicendo che con te c'è questa rappresentante, l'ho chiamata albinismo blogger, Roberta Tetto, perché lei scrive su tanti social, ad esempio su Instagram, facendosi chiamare nero su bianco, e la Roberta Tetto è effettivamente albina, che bisogna spiegare, perché quando l'ho detto al nostro regista Simone, albina, uno dice sì, si chiama albina e non c'è niente di male, un nome come un altro, per dirti quanto uno c'ha in mente che cos'è l'albinismo. E allora Roberta, come minimo per il miliardesimo volta, ce la devi rispiegare questa cosa significa essere albini. Allora, questa del nome in effetti non mi era ancora capitata, però c'è sempre una prima volta. Allora, l'albinismo in realtà è una condizione genetica rara che consiste nella mancanza totale o parziale di melanina nel corpo, quindi diciamo, ho riassunto molto, va a influenzare sia la pelle, i capelli e gli occhi. E per quanto riguarda gli occhi ci sono anche delle problematiche visive, questa magari è la parte che non tutti sanno, ecco. E quindi tu in questo blogger spieghi un attimo come si vive con l'albinismo, la diversità, perché c'è effettivamente una diversità su tante situazioni, dai dei consigli, fai parlare gente, ma sei seguitissima sui social, perché alla fin fine è una cosa particolare, ma che comprende parecchia gente che non fa notizia, chiaramente, perché noi siamo sempre per quelli che non trovano spazio sui giornaloni, ma il tuo blogger sta servendo tanta gente che ha lo stesso, tra virgolette, problema, che non è un problema, ma comunque è una differenziazione notevole rispetto ad altri. E tu stai approfittando di questo blogger per parlare, per comunicare con molta gente, anche insieme a Indira Costa, parlando di questo progetto, da una parte nero su bianco e dall'altra parte Indira che donne per le donne, e insomma lo sta portando avanti. Stiamo guardando anche le immagini degli ultimi eventi ormai da anni. Indira, cosa state portando avanti? Spiegalo ai nostri ascoltatori ignoranti, perché molti di questi ignorano queste cose. Ciao Sam, innanzitutto voglio ringraziarti ancora dell'opportunità di parlare di Donne per le donne, grazie di ospitarci anche se ci ha stravolto la giornata allo sciopero,
E niente, adesso ti dico, sinceramente siamo molto molto contente perché stiamo crescendo tantissimo, non ci basta con il supporto della regione, del comune, sino che anche si stanno unendo tantissime associazioni che veramente ci stanno facendo crescere tantissimo. E questo è importante, fare squadra, ragazzi, l'abbiamo sempre detto. Sì, di fare rete e soprattutto raccontare le storie delle donne forti e delle donne che hanno subito, però comunque hanno fatto diventare il loro punto debole il loro punto di forza, diciamolo così. Chiaro. E serve a questo, signori, fare squadra e fare un movimento culturale che poi celebra la determinazione femminile, la voglia di fare nonostante tutto, la bravura delle donne, molto spesso molto più brave di noi, anche se c'è poi da lavorare, ad esempio per quanto riguarda i compensi, gli stipendi. Sappiamo che c'è ancora una bella differenza tra gli stipendi che prendono i maschietti e quelli delle femminucce. Questa è una roba vergognosa che non deve assolutamente esistere. Anche penso a livello di offerte di lavoro c'è anche una grossa differenza, purtroppo. Vero, assolutamente Mi sì. rendo conto di questa cosa, però comunque nessuno ci ferma, continuiamo a lottare, a essere anche fonte di ispirazione e di speranza per altre persone che ci seguono magari e ci guardano da casa. E come? E vi guardano da casa, ma anche vi vedono in piazza, vi vedono alle manifestazioni. Stiamo guardando immagini che praticamente avete fatto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, tante apparizioni in piazza con donne di tutte le etnie che sfilano, che dicono noi ci siamo, nonostante tutto, nonostante molto spesso la paura, perché vediamo, ragazzi, da quando sei stata qua l'ultima volta, quanti episodi di violenze, a volte violenze drammatiche, hanno colpito le donne. Purtroppo sì, Sammy, purtroppo si chiede aiuto o quando è troppo tardi purtroppo non si chiede, perché può essere anche che le donne non chiedono perché o non pensano che si può uscire da questo circolo vizioso, però dentro il nostro gruppo abbiamo esempi di donne che comunque ce l'hanno fatta ad uscire e a trovare l'aiuto necessario. È vero, e per fare questo... È questa l'idea, di far capire che si può uscire, si può cambiare, si può uscire da questa situazione, perché tante non vedono la luce, invece sì, invece è possibile, e come? E certo, bisogna alzare la testa, avere coraggio di denunciare e poi di fare squadra, avvicinandosi ad esempio a chi porta avanti queste bellissime situazioni per parlare, per comunicare, per fare squadra insieme, a volte per divertirsi, per cercare di sdrammatizzare il momento, ma continuando a fare informazione. Quello che fa proprio Indira Costa sui social, circa 64.000 follower hai, Indira, mica una sciocchezza, e tu sui tuoi social fai questo che ormai è diventato quasi un lavoro, cercare di smuovere l'attenzione su queste violenze verso le donne e in generale su quello che la donna può fare per migliorarsi e per migliorare anche questa società. E insieme a te, come dicevamo, c'è la nostra Roberta Tetto, anche lei da seguire sui social, scrivendo nero su bianco, e chiediamo proprio alla Roberta che cosa sta portando avanti e soprattutto l'incontro con l'Indira Costa, che cosa ti ha dato e quale squadra state formando. Roberta. Sì, allora io ho conosciuto Indira in realtà, se ci penso, 5 anni fa in un'occasione di una sfilata, era tra l'altro sempre per beneficenza e per un'associazione contro la violenza sulle donne, anche se ancora questo tema non era presente. E da lì insomma sono stata coinvolta da lei da questo bellissimo progetto che si chiama Donne per le Donne, che è iniziato appunto in maniera piccolina con questo shooting in piazza
multietnico, chiamiamolo, anche se la mia etnia è italiana, nel senso che comunque i miei colori sembro una persona straniera, ma sono italiana. E poi pian piano è cresciuto, quindi sono molto contenta di averlo visto sin dall'inizio, di averlo visto crescere, di esserne stata parte e di continuare ad esserne parte, perché comunque è una cosa molto importante portare avanti tutta una serie di valori, perché comunque è sempre in crescita, in divenire, cioè nel senso che comunque rappresenta tutti i tipi di empowerment femminile, che non è solo quello, diciamo, lavorativo, non è solo disabilità, non è solo diversità, ma è pronto ad accogliere valori di diverso tipo e di forza. Comunque il comune denominatore è quello, la forza femminile. Quindi sono ovviamente molto contenta di essere forse l'unica che fa parte del progetto sin dall'inizio, dagli albori. Capito? Capito ragazzi? Questa è gente attiva, attivissima e quello che potete fare voi in questo momento che ci state seguendo da tutta Italia e non soltanto è proprio ricercarle sui social partendo da Indira Acosta, andando alla Roberta, nero su bianco, saltano fuori subito e vedete che c'è una diversissima informazione rispetto ai grossi network e alle solite storie che raccontano, che ormai ci hanno veramente asfissiato. Indira Costa che cosa bolle in pentola? Perché sappiamo che almeno una volta l'anno fate un grande ritrovo, un grande raduno, ma non vi basta più ormai e state organizzando tanti altri eventi, tante sponsorizzazioni e cercate insomma di farvi vedere in molti locali per portare avanti quelle che sono le idee di questa empowering woman, non riesco a dirlo giusto, non ce la faccio, di donne per le donne. Indira. Sì, Semi, stiamo contattando tante associazioni, ormai ti dico la verità, abbiamo un po' perso il conto, poi quando dovremo radunare tutte le informazioni per creare la locandina, che tra l'altro ti dico uscirà il 25 settembre con delle nuove ragazze, 25 dicembre, scusami, faremo uscire la locandina e lì ci renderemo conto in realtà di quante associazioni, quante organizzazioni si stanno veramente supportando, perché veramente sono tante, non vediamo l'ora. E comunque è un lavoro che lo facciamo, è vero, la manifestazione è una volta all'anno, però in realtà siamo tutti i mesi mettendo qualcosina in più, quindi un lavoro che dura tutto l'anno a momenti. E non vediamo l'ora che arrivi febbraio e non vediamo l'ora di ritrovarci in piazza. È un'emozione che veramente, guarda, di solo pensare, quest'anno appena abbiamo trovato ognuna delle ragazze, ci siamo trovate dal vivo, è stata un'esperienza magica, tutte con i brividi. Veramente, non vediamo l'ora, guarda, che arrivi febbraio. Di sicuro, ma nel frattempo, come vi dicevo, le potrete vedere e ascoltare sui social e su vari piccoli e meno piccoli mass media che decidono di parlare d'altro rispetto ai soliti argomenti di gossip che riempiono ormai la nostra quotidianità. Prima di salutarvi, Indira, facciamo anche cenno alle tue origini, perché le tue origini portano in Venezuela, che proprio in questi mesi è arrivato sulle primissime pagine nel trambusto con Trump e contro naturalmente quel Maduro che piace sempre a meno persone, almeno da questa parte. Cosa sta succedendo? Cosa sai che noi non sappiamo? Secondo te cosa si sta muovendo verso il Venezuela? Guarda, l'azione che sta facendo Trump è praticamente per far uscire Maduro, che in realtà è una cosa palese che siamo sotto a un narcogoverno, una narcodittatura, ok? Trump sta eseguendo le azioni, almeno io credo, è per farlo uscire Maduro senza violenza. Sta applicando
tutta la pressione possibile senza arrivare alla violenza, di modo che, perché tra l'altro noi come Venezuela, come paese, non abbiamo un esercito mediamente valido. Sono persone non addestrate o con un addestramento molto mediocre, molto scarso, perché non c'è investimento, non ci sono soldi anzi ci sono ma non sono usati per quello. Quindi un confronto a livello militare sarebbe una cosa ridicola e che non durerebbe neanche 5 minuti. Perciò penso che Trump stia facendo questa azione con questo scopo, di farlo uscire senza violenza, perché veramente è una narcodittatura a momenti. Quello che stiamo vivendo, dove non c'è legge, dove non c'è un senso di legalità, un senso di sicurezza, non c'è neanche una mezza stabilità economica, perché abbiamo una moneta che ogni ora che passa si svaluta di più, quindi i prezzi possono essere 10 al mattino e finiamo a 17 la sera, per dire. Per fare un esempio, quindi non c'è nessun tipo di stabilità nel senso di legalità, quindi speriamo che qualcosa si risolva e che queste azioni abbiano un risultato positivo. E come lo speriamo tutti noi, e se questo Trump vuole davvero sto Nobel per la pace, insomma, si deve dar da fare anche sul fronte Venezuela. Cavolo, Indira. Sì. Grazie davvero Indira Costa con Roberta Tetto. Ragazze, è chiaro che quest'oggi è andata così, prossimamente si combina ancora qualche cosa nei nostri studi, scioperi permettendo. Il progetto Donne per le Donne non si ferma. Buon lavoro ragazze! Grazie! Ciao Sammy, grazie mille. Ciao. Grazie alle ragazze di Donne per le Donne, grazie a tutti voi e a Simone. Sammy Varin ritorna lunedì alle 7:30 in rassegna stampa, ma già questa domenica a partire dalle 12:30 ritorna il Magna Magna. Buon weekend! Avete ascoltato